Buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Pillole di Napoletano. Oggi parleremo di tanti modi di dire in napoletano legati a una parte del corpo, ovvero alla testa, da noi detta a capo. La testa in napoletano ha un significato molto preciso relativo a tantissime cose, a seconda dell'aggettivo che le si avvicina ha vari significati. Per esempio, quando si parla di capatosta, si intende una persona molto testarda, molto cocciuta, che ha la testa talmente dura da riuscire a spaccare tutti gli ostacoli davanti a sé. E non è sempre detto che sia una cosa positiva. Quando si parla invece di capa fresca, si intende una persona che non pensa alle conseguenze, ha sempre un atteggiamento positivo ai limiti dell'irresponsabile, che anche nei momenti più disperati pensa semplicemente a giocare, non si rende conto della gravità delle situazioni che la circondano. Oppure la capa gloriosa. La capa gloriosa è una persona che improvvisamente in un contesto drammatico fa la sua sparata senza arte né parte, senza assolutamente nessun senso, è arrivata la capa gloriosa. È uno che è arrivato il maestro che salva tutti. E anche qua. Oppure un altro come tieni la capa per spartere il orecchio. Tieni la testa solo per dividere le orecchie, ovvero una persona che non ha tanto sale in zucca, la cui funzione nella scatola cranica è solo quella di tenere distanziati i lobi auricolari, perché probabilmente dentro c'è il vuoto. I napoletani hanno sempre questo modo molto efficace di descrivere alcune persone attraverso un organo preciso, anche molto curioso. Detto questo, io vi saluto, vi ringrazio come al solito per l'attenzione e vi rimando a una prossima puntata di Pillole di Napoletano. E come si dice sempre a Napoli, ciao Brim!